Buonasera a tutti! Eravamo qui a girare dei video, a preparare nuovi progetti, nuovi corsi, esatto, nuovi libri, quando un mio allievo Luca, grazie mille Luca, grazie Luca, ci ha fatto vedere una notizia pazzesca. L'episodio tra Carlsen e Niemann continua. Siamo qua su CES24, stiamo vedendo il torneo Julius Baer Generation Cup dove stanno giocando i più forti giocatori del mondo. Adesso sta giocando Wojtaszek, Gelfand, Duda, Ivanchuk, Saric, Niemann, Navara e adesso stanno giocando in questo momento, no? Proprio stanno facendo le mosse. Anche Magnus Carlsen, ecco, vediamo cosa è successo nel turno precedente. Questo è un torneo lampo importantissimo, forse è importante anche come i tornei dal vivo, perché i montepremi sono elevatissimi, perché queste società muovono un sacco di soldi. Ricordiamo l'offerta di chess.com di comprare CES24 per 83 milioni di euro. 83 milioni di euro. Guardiamo il turno precedente, turno 6, e vediamo uno scontro tra Magnus Carlsen contro Niemann. Dov'è? eccolo qua. Magnus Carlsen contro Niemann, una partita che vince Niemann in ben 2 mosse. Ho il matto dell'imbecille, ovvero D4, cavallo F6, C4. Ovvero Carlsen ha fatto una mossa e ha abbandonato. Poteva non fare mosse e non perdere ero online, perdere a forfait, invece ha abbandonato. Cosa succederà? Perché tanto odio del campione del mondo verso il suo avversario? Cosa sarà successo? Questo è incredibile, un campione del mondo. Questo forse il ritiro dal torneo si era visto precedentemente. Fischer, no? Si era ritirato da Sousse con i tornei. Ora non si come ha detto Kasparov, non si vedeva da 50 anni qualcuno che si ritira. Non si è mai visto un campione del mondo abbandonare alla seconda mossa. No, devo dire, senza fare i nomi, che a Malaga durante un torneo, non faccio i nomi, c'era un grande maestro, uno spagnolo, che l'aveva lasciato la ragazza ed era triste, allora ha offerto patta alla terza mossa. Gli hanno detto no, non puoi offrire patta per 20 mosse. Lui allora ha abbandonato perché era triste che l'aveva lasciato la ragazza. Però ok, un episodio di pazzia, ma il campione del mondo che abbandona alla prima mossa è qualcosa. Quindi cosa ci sarà sotto? Io adesso avevo giocato questo weekend alcune partite nel campionato italiano squadre, nella Serie A2, e ho avuto modo di parlare con un consigliere federale della Federazione Scacchistica Italiana, e mi diceva che si parlava che è informato sulla cosa, mi diceva che ci sono dei rumori che qualcuno è entrato nel cloud di Carlsen. Sembra sia stato un accesso, però questi sono solo rumori di voci di seconda mano. Cioè sembra che in qualche piattaforma di cloud sharing, no? Non so, Drive, che ne so, qualcosa, e ci sia stato un accesso, ma sembra che non. Quindi Niemann, a quanto pare, o chi per lui sia riuscito a entrare. Ci sono. O magari qualche anonimo che poi gli ha passato dei dati. Sembra, ho sentito questa informazione che qualcuno mi ha detto che ci sono delle voci, no? Però dobbiamo motivare tanto odio. Noi vorremmo delle risposte, speriamo di tenervi aggiornati con aggiornamenti. E l'ultima partita che mi ricordo che qualche giocatore aveva perso apposta era stata Ifan al torneo di Gibilterra, che era arrabbiatissima contro gli organizzatori perché sosteneva che l'avevano messa in tanti turni apposta contro giocatrici femminili, no? Lei era la donna più forte al mondo per dare spettacolo, e quindi era arrabbiatissima all'ultimo turno, e per far vedere al mondo la sua protesta ha giocato G4 e ha preso quasi matto dell'imbecille, si chiama così, e qua ha abbandonato. Però cioè, per far vedere, no, che ovviamente ha perso apposta contrariata. Però e se fossero tutte speculazioni e gli è caduta si è saltata la connessione? Magari è successo così. Speriamo di tenervi aggiornati e di avere delle risposte al più presto. Dal campione del mondo stesso, un tweet, un qualcosa, o dal suo internet service provider. Esatto. Vi aggiorniamo. A presto.